Paura questa mattina in via Sandro Gallo a Città Giardino del Lido di Venezia, dove una donna in stato di gravidanza è stata investita mentre attraversava la strada poco prima delle 11 nei pressi della pasticceria Caldara. La donna, una quarantenne residente al Lido, è stata soccorsa immediatamente dai passanti e dal personale della pasticceria che hanno chiamato il 118. Le sue condizioni hanno reso necessario l'intervento dell'elisoccorso del SUEM, atterrato nel vicino campo da rugby delle Quattro Fontane. La paziente è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Treviso per essere sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. Secondo le prime informazioni mediche, la donna non sarebbe in pericolo di vita, ma la situazione è stata considerata seria vista la gravidanza in corso. Alla guida dell'auto che ha investito la donna c'era una giovane di 25 anni, anche lei residente al Lido. Sul posto è intervenuta la polizia locale per effettuare i rilievi e gestire il traffico particolarmente intenso in quel momento. L'incidente ha attirato l'attenzione di numerosi passanti che hanno assistito preoccupati alle operazioni di soccorso. Le indagini sono ora in corso per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.